L'anno appena trascorso ha registrato un notevole impegno dell'Ordine degli Architetti non solo nel proprio ruolo istituzionale finalizzato a garantire la tutela dei principi deontologici, la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti, ma soprattutto nel ruolo di soggetto promotore di iniziative finalizzate a ridurre il gap infrastrutturale del territorio e a supportare gli enti beneficiari nella fruizione del Fondo Concorsi di Progettazione, con l'obiettivo di acquisire progetti di qualità utili per realizzare nuovi interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana della nostra terra con le risorse del PNRR e della programmazione comunitaria 2021-2027. Grazie al nostro contributo tecnico e logistico, afferma il presidente dell'Ordine Rino Lamendola, il libero consorzio e i comuni di Grotte, Montevago, Racalmuto e Raffadali hanno bandito 5 concorsi di progettazione attraverso i quali saranno presto acquisiti quelli di fattibilità tecnica ed economica relativi alla costruzione di una scuola a Canicattì del libero consorzio e alla riqualificazione del Calvario a Grotte, delle vie Garibaldi e Regina Margherita a Racalmuto, del villaggio della Gioventù a Raffadali, dell'antica Montevago distrutta dal sisma del 1968 per un importo complessivo di ben 24 milioni di euro. Sul tema delle infrastrutture, lo scorso 17 marzo l'Ordine degli Architetti ha organizzato un convegno coinvolgendo esperti di caratura nazionale come il professor Enzo Siviero, le componenti della società civile agrigentina che hanno condiviso un documento con il quale a gran voce è stato chiesto alla politica un piano speciale di investimenti finalizzati a ridurre il gap infrastrutturale della nostra terra attraverso la realizzazione di un aeroporto raggiungibile in meno di un'ora e il completamento dell'anello autostradale siciliano, la riqualificazione della viabilità interna, il potenziamento dei porti, la realizzazione della linea ferrata ad alta velocità e il ponte sullo stretto che riteniamo, afferma Lamendola, indispensabile per richiamare investimenti sulle reti stradali e ferrate sui porti che non troveranno attuazione sino a quando il lento attraversamento dello stretto avverrà attraverso i traghetti. Sul tema dell'economia, continua Lamendola, lo scorso 3 giugno l'Ordine ha tenuto un convegno di notevole spessore sui nuovi scenari economici determinati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, sulla gestione dei fondi del PNRR, occasione del quale, oltre ai rappresentanti dell'autorità locale, al sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Cancelleri, sono intervenuti relatori di fama internazionale come Lorenzo Bellicini, Lilla Cannarella e Gianluca Peluffo. Altre iniziative importanti durante il 22, conclude Lamendola, hanno riguardato il progetto Monumentiamo, in fase di completamento, attraverso il quale stiamo rilevando e censendo le condizioni di sicurezza dei beni culturali ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Agrigento, e il progetto Abitare il Paese, con il quale abbiamo coinvolto i giovani studenti dell'Istituto Agrigento Centro in proposte progettuali per una riqualificazione urbana di alcuni spazi della città, esaltando il punto di vista dei ragazzi.